da una baby gang che sta terrorizzando la frazione di Mignagola di Carbonera. La violenza nella giornata di ieri, per l'uomo frattura al naso e un morso sul braccio. Migranti e zona rossa a Treviso infiammano il consiglio comunale a Palazzo dei 300. Intanto per i pakistani sgombrati da Dal Negro, nuova proposta di ospitalità da un'imprenditrice. Grave infortunio a Vittorio Veneto, 42enne di Sacile, schiacciato dalla cabina elettrica su cui stava lavorando, lesioni agli arti e ritrasportato in ospedale. 2 sale slot derubate nella notte a Villorba. Nel primo caso i malviventi travisati sarebbero stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Dopo l'allontanamento di chi ci dormiva e la polizia, al via lunedì i lavori al parcheggio Appiani per l'installazione di sbarre e casse tecnologiche. Un nuovo cocktail di droghe sintetiche si sta facendo largo tra giovani uomini, droghe che facilita e disinibisce le prestazioni sessuali ma crea anche nuovi disagi sociali. Umanizzazione delle cure, il nuovo percorso intrapreso dall'ULSS, 2 pazienti in ospedale insieme ai loro amici a 4 zampe per affrontare meglio la malattia, la storia di Elisa e del suo chihuahua Pani. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli: tabaccaio aggredito da una baby gang che sta terrorizzando la frazione di Mignagola di Carbonera. La violenza nella giornata di ieri, per l'uomo frattura al naso e un morso sul braccio. Sono demoralizzato, ho paura per me, per la mia famiglia, ma anche per la mia attività. A parlare è il titolare della tabaccheria ospitata all'interno del supermercato di Mignagola, ma anche titolare del poliambulatorio Salus Veneto. Ed è proprio qui che è iniziata la giornata di violenza, quando al mattino un 17enne uscito da uno studio medico dopo una visita ha iniziato a distruggere quello che trovava sul suo percorso all'interno della clinica. Vasi di fiori, oggetti posti sopra una cassettiera, tutto in frantumi. Il ragazzo poi se ne va. Sul posto arrivano i carabinieri che raccolgono la denuncia. Al pomeriggio il 17enne torna sul posto, entra in tabaccheria per chiedere scusa al titolare, che lo riprende per quanto fatto, dicendogli che la querela andrà comunque avanti. A quel punto il minore perde nuovamente il controllo e inizia ad insultare l'uomo, minacciando di morte lui e gli anziani genitori. Spaventato per l'incolumità dei familiari, il commerciante chiede al ragazzo di uscire, ma all'esterno ad aspettarli ci sono altri 2 suoi amici, componenti di una baby gang conosciute che da tempo sta seminando il panico nella frazione di Carbonera. Dalle parole passano ai fatti. Il 17enne prima sferra un pugno sul naso all'esercente, poi lo prende a morsi, evidenti i segni lasciati sul braccio. I 3 se ne vanno, lasciando l'uomo dolorante sotto shock, subito soccorso dai presenti. Per lui una frattura nasale e una prognosi di 30 giorni, ma soprattutto la paura per quello che potrebbe ora succedere. Ad aumentare i timori l'ultimo atto, sempre ad opera dei 3 in mattinata, con un gesto che ha il sapore dell'intimidazione. Passando in bicicletta hanno lanciato un oggetto di metallo contro la vetrina del distributore automatico all'esterno del supermercato, colpendo anche l'auto di un cliente. Un'escalation di violenza che preoccupa non solo il commerciante, che fa sapere di aver già parlato con la sindaca proponendo una raccolta firme, ma anche i residenti esasperati dalla presenza della baby gang. Trovata anche con i bambini che mi dicevano: andiamo al parco. No, perché ci sono i ragazzi. E allora neanche essere più liberi di andare al parchetto dietro casa? Molto preoccupante, molto, perché comunque sembrano padroni del mondo, ma alla fine non hanno rispetto della comunità che viveva in tranquillità. Oggi pomeriggio in via Codalunga a Carbonera uno scontro frontale tra 2 auto che sono finite nel fosso, ha lasciato gravemente ferita una delle occupanti, una donna di cui in questo momento non conosciamo l'età. All'inizio si è temuto il peggio, invece la donna è stata trasportata d'urgenza al Cafoncello in prognosi riservata. Sul posto polizia locale e intercomunale, ma anche i vigili del fuoco. Il traffico, come vedete, è rimasto paralizzato per qualche tempo. Migranti e zona rossa a Treviso infiammano il consiglio comunale a Palazzo dei 300. Per noi proprio in consiglio comunale, lo vedo già sullo schermo, il nostro Cristian Arbois insieme a Tommaso Migotto per la parte tecnica. Cristian, buonasera, a te la linea.
Buonasera Daniela, qui il clima a Kasugana si è surriscaldato da qualche minuto, i consiglieri stanno parlando, discutendo, il nodo è quello dei migranti e dell'accoglienza dei migranti, non solo della sicurezza, più in generale. L'opposizione ha presentato una mozione che sarà discussa verso la fine, ma già se ne sta parlando. Quindi lo scambio già tra maggioranza e opposizione è uno scambio molto forte. Poco fa il sit-in delle forze di opposizione, un sit-in che è iniziato all'interno della sala, poi si è portato verso l'esterno. Tutte le sigle di opposizione a Kasugana e anche il mondo del volontariato. Said Kaibi è uno dei volti. AVS Kaibi, in super velocità, quali sono le vostre richieste? Qual è la richiesta principale del mondo dell'opposizione? Ma quello che abbiamo ottenuto oggi, il tavolo, il famoso tavolo in cui affrontare questa emergenza, affrontarla cercando di portarci tutti i soggetti preposti, ma anche i cittadini che fino ad oggi hanno dato una grande mano a gestire questa problematica. Abbiamo passato una settimana a sentirci dire che non era possibile fare niente e invece oggi c'è stata la dimostrazione che invece con l'azione politica si ottengono i risultati e oggi ne abbiamo ottenuto uno. E domani c'è questo tavolo quindi in prefettura, sapete già l'ora, anche voi siete stati invitati? Ma noi come soggetti partitici che non siamo in comune non siamo stati invitati, sono stati invitati il comune, l'amministrazione, il questore, i soggetti preposti che si occupano del tema dell'emergenza e dell'accoglienza. Noi quello che chiediamo oggi è che il sindaco si faccia anche carico di rendere questo tavolo permanente in modo da poter affrontare sempre strategicamente queste emergenze. Di questo tavolo e non soltanto di questo tavolo ha parlato ai nostri microfoni il sindaco Mario Conte. C'è il nodo migranti, ma c'è anche il nodo della zona rossa, con i toni che si surriscaldano anche all'interno della stessa maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia. Mario Conte. Se invece di fare i sit-in si dessero da fare per trovargli una casa, per trovargli un lavoro, forse farebbero qualcosa di più buono per l'umanità, però la politica è questa, no? Chiacchierare, urlare, sbandierare, scaricare i problemi sul sindaco. Non arretra di un millimetro Mario Conte nei giorni e nelle ore in cui il nodo migranti, dopo gli sgomberi e le proteste, continua a dividere la città. Domani c'è l'ennesimo vertice in prefettura, proprio a conferma che c'è una parte istituzionale che sta lavorando seriamente sul tema dell'immigrazione e poi ci sarà qualcuno che continuerà a protestare sotto i portici. Ma per il comune il punto è anche un altro e pare sia di forma che di sostanza. Chi sono questi ragazzi? Formalmente non lo sappiamo, nessuno di loro si è rivolto al servizio inclusione o allo sportello immigrazione del comune, non si sono rivolti direttamente chiedendo un ricovero per la notte, neppure alla Caritas, al centro ascolto. Nessuno è stato portato ai servizi, questo secondo me è un dato importante, quindi inviterei le associazioni a fidarsi delle istituzioni e a ricondurre le persone, ovviamente in un lavoro con il volontariato proficuo, ma dove l'istituzione non solo ha un ruolo, ma può essere di supporto. L'altro fronte, non del tutto scollegato, riguarda la zona rossa, con l'ultima violenta lite tra stranieri in via Orioli, cui era presente tra gli altri l'avvocato Fabio Crea, pronto con altri colleghi a promuovere su mandato di alcuni residenti degli esposti sulla sicurezza dell'area. Anche qui il primo cittadino non ha nessuna intenzione di incassare. Rilevo la denuncia dell'avvocato Crea e sarà mia cura portarla sul tavolo della prefettura. Dispiace però quando l'avvocato Crea, esponente di Fratelli d'Italia, se la prende con la professionalità delle forze dell'ordine, quindi mi dispiace questo attacco al questore, al comandante dei carabinieri, al prefetto, al comandante della polizia locale, perché mettere in discussione la loro professionalità e il metodo di lavoro non credo che vada nella direzione giusta della collaborazione istituzionale. Noi della Lega e io come sindaco portiamo la solidarietà alle forze dell'ordine. Il nodo è chiaramente politico e chiama in causa direttamente gli alleati e i loro rapporti interni. E approfitto di questa denuncia fatta dall'avvocato Crea per chiedere al ministro Nordio che ci siano delle norme più severe, che ci sia la certezza della pena, e approfitto di questa denuncia dell'avvocato Crea di Fratelli d'Italia per chiedere al governo un incremento delle forze dell'ordine nel nostro territorio.
Ritorniamo a Kasugana, dalla storia di ieri la responsabilità di oggi si legge in questo volantino che sta tenendo in mano Isaac, italo-etiope. Ieri gli italiani cercavano dignità lontano da casa, oggi a Treviso continuiamo a negare la stessa dignità a chi vive qui. Sgomberare non è una soluzione, servono risposte abitative, non indifferenza. Treviso merita più umanità. Alessandra Nava, +1. Sì, la soluzione che si è trovata adesso con questo tavolo dimostra che se i problemi si affrontano senza riserve ideologiche, le soluzioni si possono trovare. Per noi già questo è un buon punto di partenza. Quindi lei confida nel tavolo di domani in prefettura? Certamente, io confido che questo sia soltanto l'inizio e che diventi una iniziativa che sia permanente per i problemi attuali e per il medio e lungo termine. Intanto è stata trovata una ulteriore soluzione da Mirella Tuzzato, perché per la seconda settimana consecutiva un imprenditore, un'imprenditrice in questo caso, offre vitto e alloggio ai migranti di cui tanto si è parlato. Quindi ancora una volta Mirella toglie un po' le castagne dal fuoco. Sentite Mirella Tuzzato e poi rientriamo. Mi ha chiamato un'altra imprenditrice che vuole rimanere assolutamente anche lei anonima, che crede in questo aiuto e lei copre per un'altra settimana fino a mercoledì prossimo con appunto vitto e alloggio all'albergo. Parliamo di quanti ragazzi? Allora 8, al momento ne abbiamo trovato 8 perché bisogna che abbiano anche i documenti, che siano in regola con tutto. Adesso partiamo con 8, poi vediamo se ne aggiunge qualcuno, vediamo un attimino come fare. Si è innescata una bella catena di solidarietà anche attraverso la tua trasmissione. Io guarda, penso che abbiamo i denigratori, ma abbiamo anche persone che hanno capito l'importanza di aiutare queste persone. Poi c'è un'altra notizia che ti è stata data da Roberto Valerio, un'altra disponibilità, che era tuo ospite questa mattina. Lui si è rivolto più agli imprenditori dicendo che lui ha una casa cornuda, arredata, e la metterebbe a disposizione naturalmente con un affitto ma modico, si può trovare una soluzione a quegli imprenditori che hanno bisogno di trovare un alloggio per le persone che lavorano. Quindi anche questa potrebbe essere una soluzione. Anche questa, perché un prezzo calmierato Bravissimo. Per migranti che lavorano. Esatto. Mi sembra che qualcosa si stia muovendo. Si sta muovendo parecchio il mondo imprenditoriale, questo è più che un indizio. Questa è una bella cosa, E qui all'esterno ci sono anche Partito Socialista, Volt, Luigi Calesso che sta seguendo la vicenda fin dall'inizio. Calesso, come commenta questa ennesima disponibilità da parte di un imprenditore raccolta da Mirella Tuzzato? È sicuramente una notizia importante e positiva che dimostra ancora una volta come ci sia una società civile che si fa carico dei problemi della comunità. Ovviamente però questa soluzione necessariamente non può essere stabile, invece noi abbiamo bisogno di soluzioni stabili e organiche che non possono venire che dalle istituzioni. Grazie Calesso. Valentina Manente, chiudo con lei. 5 Stelle. Sì, Movimento 5 Stelle Treviso, noi ci auguriamo che la soluzione sia politica e sia definitiva, perché ovviamente tutte queste cose sono soluzioni di breve termine, ma con il calo demografico e con tutti i problemi di sicurezza e altri problemi sociali ci auguriamo che il problema venga affrontato in maniera più seria e definitiva. Grazie davvero a tutti. Questo è il sit-in di Kasugana, chiaramente lo avete capito, non finisce qui. Per il momento ti restituisco la linea con Tommaso Migot. Grazie davvero a Cristian Arboit. Noi continuiamo. La violenta lite di lunedì pomeriggio in via Roma ha riacceso il dibattito sulla zona rossa, ma il questore rassicura i residenti. Controlli costanti e continui in tutta la città, ogni angolo è attenzionato. Il controllo in sinergia con tutte le altre forze dell'ordine è continuo, costante, e la nostra presenza sul territorio, ovviamente dislocata in vari punti, è sempre continua e con una massima attenzione a tutto quello che accade nelle varie zone del territorio, oltre che nella zona rossa. Il questore di Treviso rassicura
i cittadini sull'efficacia della zona rossa e sulla sinergia tra forze dell'ordine sul fronte controlli dopo quanto accaduto lunedì sera in via Roma e sulla lite tra due ragazzi stranieri nell'angolo con via Orioli, ripresa da alcuni residenti. Torna Alessandra Simone, che ribadisce il tempestivo intervento delle volanti secondo il protocollo previsto in questi casi, poi puntualizza. Si trattava di un alterco tra due persone. Le altre persone che sono intervenute hanno tentato, riuscendoci, di dividerle, per cui non si è trattato di una rissa. Voglio tranquillizzare la cittadinanza. A detta dei residenti, le criticità di questo angolo di Treviso sarebbero concentrate proprio in via Orioli, 15 metri di strada che temono non essere sufficientemente attenzionati, ma a tranquillizzarli ancora una volta il questore, che evidenzia come i controlli interforze siano dislocati in ogni zona della città. Sono utili presidi mobili, e sono importanti i presidi mobili proprio perché ci permettono di monitorare meglio le persone e i malintenzionati che magari si spostano da una zona all'altra della città. E ai residenti che chiedono un'ulteriore intensificazione dei controlli, il questore ribadisce: i controlli nella zona rossa, come in tutte le zone della città di Treviso, sono attestati ai massimi livelli, non solo da parte della Questura e della Polizia di Stato, ma anche da parte delle altre forze dell'ordine. Grave infortunio sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Vittorio Veneto. Un elettricista di 42 anni, residente a Sacile, in provincia di Pordenone, è rimasto schiacciato da una cabina elettrica mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che hanno allertato gli operatori del SUEM 118. L'operaio è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso, non è in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Il 42enne ha riportato gravi lesioni agli arti. Per chiarire la dinamica e per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del nucleo Spisal dell'ULS 2. Il giallo si è risolto dopo qualche ora, nessuna aggressione ma il tentativo di un gesto estremo. Questo l'intendimento della donna trovata ieri sera in una pozza di sangue a Preganziol dall'associazione Il Filo di Simo. Un nuovo appello per farsi aiutare. Molto probabilmente prima parlavamo di famiglie che avevano la difficoltà a gestire i giovani. Oggi abbiamo delle famiglie che all'interno hanno delle persone che fanno fatica a gestire se stessi oltre ai figli e quindi questa maledetta mantello nero che avvolge le persone dopodiché le trasforma in gesti suicidari, sono persone che non hanno la capacità più di gestire, non sanno più neanche loro cosa fare. È un disagio profondo che riguarda sempre più persone, quello che porta a tentare o commettere gesti estremi. L'ultimo in ordine di tempo ha mobilitato operatori e forze dell'ordine a Preganziol per quella che inizialmente poteva sembrare addirittura un'aggressione. Una donna distesa a terra in una pozza di sangue, poco distante la sua bicicletta. A lanciare l'allarme l'autista di un furgoncino che si era fermato in uno dei parcheggi dell'area commerciale dell'Iperlando. La donna era in una zona defilata. Sul posto i carabinieri hanno subito visionato la videosorveglianza, ma è stata lei, una pensionata sessantenne, a raccontare la sua verità. Una volta arrivati in ospedale, quelle coltellate se le era inferte. Le indagini sono di fatto chiuse, aperto resta il tema e a sottolinearlo il Filo di Simo, associazione che si occupa di prevenzione del suicidio. Abbiamo dei ragazzini che iniziano, noi abbiamo questa forbice d'età va dai 9 anni ai 30 anni, all'interno c'è di tutto, 9, 10, 14. I ragazzi soprattutto di 10-14 anni soffrono già di stati d'ansia, che stato d'ansia è una condizione nostra che tutti in qualche modo abbiamo, però molto probabilmente c'è questo cambiamento di isolamento che porta alla meditazione delle persone adulte e anche forse dei bambini stessi, che li porta ad avere dei gesti impulsivi e a volte li porta anche a gesti estremi. Io credo che la differenza stia nel fatto che le persone devono prendere il coraggio di parlarne e di farsi aiutare e non di pensare che sono cose che si possono tranquillamente risolvere andando online oppure trovando qualche scritto, perché non funziona così. Lo stato depressivo è una cosa importante e va gestita dai professionisti.
Continuiamo con la cronaca. 2 sale slot derubate nella notte a Villorba. Nel primo caso i malviventi travisati sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. 2 sale slot colpite nel giro di pochissime ore, ma i malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza almeno nel primo colpo, avvenuto nella notte all'interno di Game City a Fontane di Villorba, lungo Viale della Repubblica. I malviventi hanno agito intorno alle 4 del mattino e si sono dileguati lasciando alle loro spalle danni per migliaia di euro. Il titolare, risvegliato nella notte dallo scattare del sistema d'allarme, ha poi chiesto l'intervento dei carabinieri di Treviso che ora indagano sull'episodio, uno dei tanti di cui è rimasto vittima l'uomo, l'ultimo nel 2022 quando gli vennero trafugati 6.000 euro. Un'ora e mezza dopo un altro colpo ad una sala slot, sempre a Villorba, sempre da malviventi travisati. A farne le spese l'esercizio di Via Volta, dove è stata asportata una macchinetta per i videogiochi. Furti tra Vedelago e Zero Branco, i carabinieri hanno arrestato 3 persone, un colpo è stato messo a segno in un negozio di abbigliamento, il secondo nella notte nel supermercato Lidl. Hanno tentato di rubare 2 giacche griffate nel negozio di abbigliamento Pellizzari a Vedelago. A sorprenderli alcuni dipendenti che hanno subito allertato i carabinieri. Una volta sul posto i 2 cittadini serbi, entrambi di 39 anni, sono stati bloccati ed accusati di furto aggravato. I militari dell'Arma sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale cogliendo in flagranza i ladri che stavano asportando le giacche griffate per un valore commerciale di circa 1.300 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e immediatamente restituita ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità di rito e all'identificazione, gli arrestati sono stati rimessi in libertà in attesa della convalida dell'arresto come disposto dall'autorità giudiziaria. E ancora un altro colpo, questa volta a Quinto, arrestato per tentato furto un 23enne italiano senza fissa dimora con numerosi precedenti di polizia. Il giovane, dopo aver infranto una finestra, ha fatto irruzione all'interno del supermercato Lidl con l'intento di asportare alcuni generi alimentari. I carabinieri di Zero Branco, giunti sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare il giovane prima che potesse allontanarsi dall'immobile. Assieme al 23enne c'era anche un altro soggetto che alla vista dei militari dell'Arma è riuscito a fuggire. Per il ragazzo è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. Si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Francesco a Treviso i funerali dell'avvocato Antonio Campion, 44 anni, stroncato da un malore nella sua abitazione, una morte improvvisa che ha lasciato sgomenta la comunità trevigiana. Lascia la moglie Lisa, la figlia Asia, la mamma Luciana e il papà Roberto, molto conosciuto in città, persona solare e dinamica. Aveva saputo farsi apprezzare non solo per le sue qualità professionali ma anche per il suo carattere aperto e la capacità di stringere rapporti con tutti. Lutto nel mondo dell'avvocatura trevigiana. 3 messaggi, quello del presidente dell'ordine degli avvocati di Treviso Diego Casonato. Siamo vicini alla famiglia in questo momento terribile, in particolare al collega Roberto Campion, papà di Antonio. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio. Inizieranno lunedì prossimo i lavori di adeguamento tecnologico del parcheggio a piani. Saranno anche installate sbarre automatiche e casse per il pagamento al piano fuori terra e al mezzanino. Gli interventi implicheranno la chiusura temporanea del parcheggio che avverrà un piano alla volta. In questo modo verrà sempre garantita agli utenti la disponibilità di almeno un livello di sosta. I lavori dureranno meno di un mese con conclusione prevista entro la fine di maggio. Un nuovo cocktail di droghe sintetiche si sta facendo largo tra giovani uomini, droga che facilita e disinibisce le prestazioni sessuali ma che dall'altro crea nuovi disagi sociali. Sono in prevalenza giovani adulti, anche adolescenti e uomini con una certa disponibilità economica, i nuovi utilizzatori del chemsex, un nuovo cocktail di droghe sintetiche che esalta le sensazioni, aumenta le performance sessuali, ma causa alla lunga disagi anche sul piano comportamentale. Questa è una tendenza nata dopo gli anni del Covid. Sono 20 ad oggi i casi seguiti dal SER trevigiano. Se ne è parlato in un convegno Le nuove sostanze psicoattive e il chemsex, organizzato al Museo Bailo dal Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 2
2 con il patrocinio dell'amministrazione. Gli effetti possono essere sia a breve che a lungo termine molto differenti fra di loro, perché noi li individuiamo e vediamo dei casi che si presentano con disturbi comportamentali, dei veri e propri quadri di scompenso, anche psicotico, che arrivano alla nostra attenzione. Gli effetti in realtà ricercati sono quelli della euforia, del rilassamento, dell'azione stimolante, che è quella maggiormente ricercata nell'uso saltuario che sia di queste sostanze. Può esserci anche poi una dipendenza, passare a una dipendenza vera e propria, che è quella poi che noi andiamo a trattare come servizi per le dipendenze. Sono oltre 800 le sostanze psicoattive oggi note, tra cui quelle di origine vegetale come l'ayahuasca, e se il fentanyl in Italia non è ancora un problema, è proprio il chemsex, oggi per la maggiore tra Milano, Roma, Barcellona, Londra, Berlino e New York, a preoccupare. Sono già note storie di giovani professionisti volati oltreoceano per sballarsi con sesso e droga, non certo una novità questa del sex, drugs and rock and roll, ma questa modalità, nata principalmente nella comunità omosessuale per avere rapporti singoli o di gruppo, ora si sta allargando anche ad altre fasce della popolazione, con conseguenze devastanti che possono arrivare anche alle tendenze suicidarie. Nel chemsex riconosciamo dei fattori di rischio e delle problematiche, delle comorbidità importantissime che hanno un impatto su tanti aspetti della vita. Sono comorbidità di tipo infettivologico, quindi la prevalenza di malattie infettive e malattie sessualmente trasmissibili è molto alta, quindi dell'HIV, le epatiti, ma anche appunto malattie come la sifilide che sta tornando, la clamidia, la gonorrea. Abbiamo un impatto importante sui casi di intossicazione acuta, ma anche sullo sviluppo poi di patologie mentali croniche, di psicosi e di disturbi dell'umore. Un progetto che partirà in via sperimentale per rendere strutturale la presenza di cani e gatti in ospedale durante la degenza dei pazienti, ma anche in occasione delle sedute di chemioterapia, è quello presentato dall'ULSS 2. Cosa che fa sempre tutte le sere a casa, si sdraiava vicino a lei, così. La vedo più tranquilla, più serena e non so, più in pace la vedo con se stessa. Oltre che tranquillità, io ti vedo che ti dà felicità anche, la vedo, sì. Una presenza ormai indispensabile secondo me, secondo noi, ormai fa parte della famiglia. Elisa Ceschin soffre da quando è piccola di una rara malattia genetica neurodegenerativa. Durante i lunghi ricoveri nel reparto di medicina dell'ospedale di Conegliano, insieme a mamma e papà c'è la sua chihuahua Panni. Si accoccola vicino a lei, poggia il muso sul suo braccio e le sta accanto in silenzio, una compagnia che sa di casa, che le dà la forza per affrontare malattia e cure. Prima di Elisa l'esperienza di Barbara, che dopo una lunga battaglia è riuscita ad avere il suo Labrador Joy accanto durante le sedute di chemio e che attraverso una lettera indirizzata al presidente Stefani chiede ora che questa presenza sia costante durante la terapia. Due storie diverse ma con lo stesso desiderio: avere accanto a sé l'amico a quattro zampe, una richiesta che potrebbe diventare sempre più frequente tra i pazienti, ed è da qui che nasce il progetto dell'ULSS 2 in un concetto più ampio di umanizzazione delle cure per rendere strutturale la presenza degli animali in ospedale. Partendo dall'area oncologica e quindi cercare di trovare un setting assistenziale che consenta al paziente di avere il proprio cane d'affezione durante la chemioterapia, e questo prevede però delle verifiche dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo che devono consentire sia al paziente che ha richiesto sia agli altri pazienti di poter svolgere e ricevere le cure nel migliore dei modi. Una sperimentazione di 6 mesi che coinvolgerà tutta l'ULSS per poi raccogliere gli esiti e valutarne l'effettiva fattibilità. Andranno individuate stanze adatte ad accogliere i pazienti e i loro animali e personale che li affianchi fuori orario di lavoro. Da qui l'auspicio di una collaborazione con le associazioni a cui è rivolto il bando che sarà presentato la prossima settimana. Le associazioni ci possono aiutare magari facendo una raccolta fondi in modo tale che noi possiamo in qualche modo pagare il personale che si dedicherà a fare questa attività. C'è poi un ulteriore progetto sul quale sta lavorando l'azienda trevigiana, che riguarda la possibilità per sempre più numerose famiglie mononucleo che magari hanno un cane d'affezione durante un ricovero di poter far alloggiare l'animale all'interno di quelli che sono delle strutture.
su richiesta del paziente o in progetti che coinvolgono reparti di psichiatria, pediatria, centri diurni o comunità alloggio, diverse le attività che vedono cani e gatti al fianco dei pazienti. Studi scientifici hanno dimostrato che la presenza del proprio animale di affezione scatena quell'ormone che si chiama l'ormone del benessere e quindi scatenando questo ormone del benessere contribuisce a rendere meno triste il brutto momento che la persona sta vivendo. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Olimpiadi e Paralimpiadi sono state una storia a parte, 5 cerchi e relative gare o meno, la sanità ha fatto comunque il suo corso. Oggi l'ULS1 ha presentato i dati della stagione invernale. Tantissimi numeri e dati per raccontare la stagione invernale del SUEM, dell'ULS1 Dolomiti, a cominciare dal prolungamento dell'impiego del secondo elicottero. Rispetto ai 20 giorni del 2025, i 2 elicotteri erano presenti nel nostro territorio dal 5 di dicembre al 15 di marzo e a volte appunto le richieste erano talmente numerose che abbiamo dovuto anche chiamare altri elicotteri che fanno parte appunto della rete dell'elisoccorso. Elicotteri che vengono dalla provincia di Trento o da Treviso, regionali, ma anche noi siamo andati in altre occasioni a soccorrere persone incidentate in territori al di fuori della provincia di Belluno. Se gli elicotteri hanno compiuto 376 missioni di soccorso, il totale delle chiamate ha sfiorato le 15.000, producendo oltre 8.300 missioni con mezzi attrezzati. Stupisce che se gli incidenti stradali hanno riguardato il 7% degli interventi, quelli in pista sono stati il doppio, con 1.193 casi concentrati soprattutto nella Marmolada. Abbiamo avuto diverse chiamate e quindi abbiamo soccorso numerosissime persone nelle piste da sci più che appunto traumatismi da strada. Sulle piste è importante da quest'anno l'introduzione dell'obbligatorietà del casco. Una misura di sicurezza veramente importante. Quello che dobbiamo sviluppare è sempre di più la cultura della sicurezza, che vuol dire sicuramente passare attraverso misure di prevenzione come quella del casco, ma deve essere qualcosa che ognuno di noi interiorizza. Impressione poi un dato sugli accessi al pronto soccorso. Il 63% sono stati codici bianchi. Qui sarebbe stato forse sufficiente chiamare nemmeno il 118, ma il 116-117. 116-117 è un numero utilissimo per le chiamate, le richieste non di emergenza, non di urgenza, è un numero che risponde per quanto riguarda i servizi territoriali in particolare, è in azione da ottobre questo numero, sono arrivate alla nostra azienda sanitaria più di 12.000 chiamate in questo periodo da ottobre ad aprile, e chiamate che vanno ad etendere quelle che sono le chiamate al 118. Il Consiglio Comunale di Belluno approva il rendiconto di gestione, conti in ordine per la maggioranza, ma le opposizioni attaccano su spese e tasse e visione politica. Passa fra le polemiche e imbarazzo la delibera di partecipazione alle spese del funerale del giovane lavoratore sudanese morto la notte del 12 aprile scorso. Un gesto semplice, almeno nelle intenzioni, devolvere il gettone di presenza dei consiglieri per contribuire alle spese del funerale di Dao Mukhtar, il giovane sudanese morto il 12 aprile mentre rientrava dal lavoro schiantandosi in bicicletta a Borgo Pra. Una proposta condivisa in partenza da gran parte dei capigruppo, pensata come segnale di vicinanza e responsabilità collettiva, ma in aula il clima cambia repentinamente. Tra richiami alla solidarietà e distinguo politici emergono dubbi, accuse di strumentalizzazione e critiche sull'opportunità di trasformare un atto personale in una delibera pubblica. Fratelli d'Italia ha parlato di marketing politico, l'opposizione ha rivendicato al contrario il valore istituzionale del gesto. Il confronto si è irrigidito, i toni di conseguenza si sono alzati. Poi all'improvviso lo scarto. Il consigliere Armando Stefani, oggi nel gruppo misto ed ex Fratelli d'Italia, ha preso la parola rompendo un silenzio durato mesi. Per la prima volta ha richiamato pubblicamente l'aggressione subita lo scorso anno nell'ufficio dell'assessore al turismo Paolo Luciani da Massimo Della Vecchia, un episodio ancora al vaglio della magistratura. Parole che gelano l'aula. Mi sembra strano di fare polemiche su una roba del genere. È un'azione che decido di fare perché la ritengo giusta,
oltretutto persone che vengono qui che fanno difficoltà di colore, cioè io poi sono stato preso per il collo da uno di colore, cioè forse doveva essere quello che non firma, invece ho firmato subito perché mi sembra giusto, se possiamo aiutare. Tra i banchi della maggioranza e tra i suoi ex colleghi di partito cala un evidente imbarazzo, sguardi bassi, occhiate, volti contriti, nessuna replica. Il dibattito, già teso, si carica di un peso politico e personale che va oltre il tema in discussione. Alla fine la delibera passa, 10 favorevoli, 4 contrari, 12 astenuti, un sì formale che lascia sul campo divisioni profonde, le stesse emerse durante l'approvazione del rendiconto 2025 approvato a maggioranza. Il sindaco ha parlato di conti in ordine con risorse impegnate a favore della comunità e dei servizi, rivendicando la coerenza con la linea di mandato e il parere positivo dei revisori. Critiche nette dall'opposizione che ha contestato mancanza di progettualità e di confronto. Dopo l'ultima seduta burrascosa, quella delle scorse ore ha marcato la distanza politica e fisica del capogruppo di Forza Italia La Grua, che ha scelto di distanziare la propria sedia da quella del collega Ferro, con il quale ha detto non voglio più avere niente a che fare. Polemiche sul cappello e adunata nazionale in vista, alpini che si trovano afflitti da contestazioni interne alla vigilia di quello che per loro è il momento più importante per tutto l'anno. Dopo la Giornata nazionale degli alpini 2025 svoltasi a Biella, sarà Genova ad ospitare quella del 2026 tra l'8 e il 10 maggio. L'Ana Belluno conta di partecipare con 2.000 suoi iscritti e Genova sarà l'occasione per fare chiarezza sulle polemiche che hanno attraversato l'associazione in merito a quello che è un po' il simbolo dell'essere alpini. Il cappello su cui dal 1872 c'è una penna, nera di corvo per la truppa, marrone di aquila per sottufficiali e ufficiali inferiori, di oca bianca per ufficiali superiori e generali. Credo che sia opportuno in questo momento fare un attimo di pausa per capire effettivamente come si sono svolte le cose e come sia evoluta questa situazione. Sicuramente quando succedono delle polemiche c'è delle cose che non funzionano sia da una parte che dall'altra. Vedremo dopo Genova cosa si potrà eventualmente chiarire in modo di dare una continuità alla nostra associazione. La polemica è scoppiata dopo la consegna a Verona del cappello alpino a 180 volontari delle Olimpiadi Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, volontari che avevano fatto un corso formativo curato dalla Joint Task Force dell'Esercito, che contesta anche aspramente. Lo fa perché il cappello, dono dell'Esercito, non è stato consegnato da rappresentanti dello stesso, che sarebbero stati invece assenti, ma da membri dell'ANA. Un episodio che ha portato chi dissente alla creazione di Alpini per il Cambiamento. Il diritto lo ha chi ha fatto il servizio militare per un periodo che in base allo statuto della sede nazionale lo abbia fatto per almeno 60 giorni. Adesso quello che è successo sia col discorso della Mininaia sia con questi volontari che hanno partecipato alle Olimpiadi è un discorso e un flusso tutto da capire e da valutare. Intanto gli alpini nel Triveneto si preparano anche a quella che sarà la loro adunata del terzo raggruppamento programmata a Gemone in provincia di Udine dal 19 al 21 giugno. Siamo al termine, dopo la sigla, le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.